Buongiorno amici, oggi siamo qui in Faloria e vi presenterò la pista più facile, la pista dove tutti possono sciare in Faloria. A dire il vero non sono proprio tutti che possono sciare qui, ci vuole un buon livello, anche se alcune volte si fanno sciare anche i principianti. Infatti c'è uno ski lift per la risalita e nello ski lift si può decidere anche di scendere prima di arrivare in cima, quindi solitamente si sfrutta questo piano nella zona in cui mi trovo per fare i primi passi e poi ritornare in fondo dove c'è l'arrivo della funivia. La possono fare anche i bambini, anche se a dire il vero non è proprio l'ideale, perché il piano dove mi trovo è ideale, come scolliniamo per raggiungere la funivia c'è una certa pendenza, quindi come maestri di sci quando non c'è altra opportunità insegniamo qua. E poi nello sci, specialmente per quanto ci riguarda, piste facili o difficili dipende dalle proprie abilità, perché una pista può essere facile per chi è esperto ma può essere molto difficile per chi non è esperto. Tante volte chi è esperto si dimentica di quando ha cominciato e di quanto difficile era sciare e anche solo scivolare in tratti pianeggianti. Allora, questa è una pista tra l'azzurro e il rosso come colore, quindi da facile a medio facile. Abbiamo il primo pezzo in cima allo ski lift dove c'è una certa pendenza indicata per sciatori già più avanzati, diciamo quasi a sci paralleli, mentre la parte qui sotto è molto più facile, può essere usata sia da bambini che da adulti, anche se non hanno grosse abilità di controllare la velocità e di sciare a sci paralleli. Si può sciare anche a spazzaneve. Diciamo che preferisco sciare in questa pista con clienti che vanno già a sci paralleli. Solitamente il maestro si deve adeguare a quelle che sono le abilità del cliente e cercare di far vedere al meglio quello che è la curva in cui il cliente dovrà eseguire. Punti ostici sicuramente è il primo tratto dove è un po' più ripido, specialmente perché solitamente chi viene qui ricomincia dopo una stagione, dopo 5-6 mesi che non scia più, e quindi le prime sciate sono sempre un po' difficili da questo punto di vista. Poi c'è un tratto facile, pianeggiante nel mezzo che da qui facciamo fatica a vedere. Poi c'è questo altro punto dove ad esempio oggi la neve non è proprio perfetta, è un po' a pallini, dipende dal continuo mutamento climatico. Poi invece c'è questa parte dove ci troviamo che è molto facile e adatta a chiunque. Allora adesso vi farei vedere quello che farei con un bambino leggermente più che principiante e vi faccio vedere un tipo di curva che si chiama Cristiania.